Buonasera, bentornati e bentornate a Squadra che Vince, buon venerdì 8 settembre. Oggi torniamo a parlare di un tema di attualità che è tornato sulle cronache dei giornali cartacei e anche digitali nelle ultime settimane, perché come vediamo ad esempio dal nostro sito veronadaily.it, oggi parliamo di orsi e lupi, convivenza possibile o servono restrizioni? Nelle ultime settimane sarebbero stati avvistati due orsi a Cazzano di Tramigna, un lupo alle Ferrazze di San Martino Buonalbergo, con casi di cronaca tra l'altro anche a livello nazionale che interessano, per esempio ricordate tutti l'uccisione recente dell'orsa amarena, oppure anche i casi delle aggressioni in Trentino che hanno portato alla morte di una persona e ovviamente anche a tanti altri episodi che movimentano in qualche modo la regione Trentino, che sta pensando a leggi speciali, le posizioni degli ambientalisti che ovviamente sono rigide e fisse, e in Veneto, dove abbiamo un consigliere regionale che qui è ospite stasera con noi, mi riferisco a Stefano Valdegamberi, che ha sempre avuto posizioni piuttosto nette su questo argomento e a difesa in particolar modo degli agricoltori e degli allevatori. Ma andiamo con calma. Faccio vedere, prima di dare il benvenuto al consigliere Valdegamberi, anche il sondaggio di oggi, che è questo: lupi e orsi, la convivenza con l'uomo è possibile? Sì, si devono trovare compromessi, no, bisogna limitare il numero di animali selvatici e di predatori. Questo è il sondaggio, è possibile votare fino alla mezzanotte di oggi. Sul daily di domani vedremo come sarà andato il sondaggio. E allora, bentornato Valdegamberi. Salve, saluti a tutti. Allora, l'abbiamo chiamata perché lei è attivo su questo fronte, in particolare sul lupo, ma vedremo poi anche sull'orso, da tempo, e da tempo sta dicendo dal suo punto di vista che è un problema la presenza del canide in Lessinia, che sappiamo è tornato qualche anno fa e che sta predando. Diamo anche qualche dato, perdoni ancora qualche secondo. Il Parco Regionale Naturale della Lessinia ha comunicato che nel 2022 ci sono stati 134 eventi predatori per un totale di 185 animali predati, soprattutto tra bovini e pecore. Ecco, numeri significativi e una lotta, almeno sul piano politico, consigliere, che lei porta avanti, dicevamo, da tempo. Ma tanto c'è da dire una cosa: questi numeri sono sottostimati, perché almeno un 20-30% delle persone non denuncia questo. Poi non c'è solo il Parco della Lessinia, ci sono altri territori fuori dal parco dove le predazioni avvengono quotidianamente, come per esempio il mio paese, dove anche stanotte ha fatto ritorno, ieri, sul stesso luogo dove aveva aggredito una capra ieri il lupo, stanotte in un cortile di casa in centro paese è ritornato dopo essere stato ancora presente 15 giorni fa, avendo sbranato delle pecore, delle capre già allora. Ma parliamo di situazioni nel cortile di casa, non parliamo di situazioni sulle malghe, sui pascoli, parliamo di situazioni vicino alle scuole di infanzia. Il caso del mio paese, e quel fondo lì confina con il recinto dove sono i bambini nella scuola di infanzia, passano i lupi in mezzo alle abitazioni, passano dove passano i bambini, lì vicino. Una predazione è venuta in pieno giorno, tra l'altro in pieno giorno, a 20 metri dove giocava mia figlia con altri bambini. Ho sentito i cani abbaiare, tutti nervosirsi, e non immaginavo che di giorno venissero a predare proprio lì vicino a casa, e sono arrivati di giorno. Quindi ormai è una situazione, non è più un problema, come dicevo, per gli allevatori, per gli agricoltori, ormai è un problema anche di sicurezza per i cittadini. I lupi sono nei paesi, ne abbiamo avvistati, ci sono telecamere che li registrano tutti i giorni passando vicino alle case, e abbiamo avuto nei cortili, ci sono cani che vengono sbranati. Un cagnolino in una contrada lì vicino a Giazza, in pieno giorno esce dal bosco un lupo e gli sbrana di fronte agli occhi del proprietario, e viene sbranato il cane. Cioè è un problema di sicurezza. Ora, io non ho mai avuto posizioni ideologiche per dire no al lupo in maniera assoluta. Ho detto che il lupo va contenuto nel numero, come vanno contenuto per contenere i danni e anche e soprattutto per abbassare il rischio per i cittadini, per la sicurezza dei cittadini. Adesso arrivano ormai alle porte della città, ma è bene che succeda questo, perché presto o tardi succederà qualcosa.
e poi vedremo. Per quanto riguarda, diciamo, le posizioni animaliste, che poi sentiremo anche un estratto di una intervista realizzata qualche tempo fa a Chiara Tosi di Lipu, sostanzialmente dicono che è da oltre un secolo che il lupo non aggredisce un uomo. È una rassicurazione sufficiente oppure... Ma è una fake, cioè, primo perché è oltre un secolo che il lupo non c'era qua, quindi è chiaro che noi abbiamo avuto aggressioni. Finché c'era il lupo le aggressioni ci sono documentate. Io che sono appassionato di storia sono andato anche a leggermi ordinanze ancora nell'Ottocento dell'autorità. Le autorità di allora hanno più volte invitato ad abbattere, anzi con dei premi, il lupo perché di fronte all'aggressione soprattutto verso i bambini. C'era l'abitudine ancora nel Settecento di lasciare ad accudire col poco bestiame che c'era nel pascolo, con la vacca, con la capra che c'era, con la pecora, mandare i bambini, e poi i bambini ne è venuto diversi casi di bambini che sono stati sbranati dai lupi. Ne abbiamo nella stessa Lessinia, ci sono 3 lapidi che ricordano aggressioni fatte ai bambini, soprattutto i bambini. Poi ci sono aggressioni che verso gli adulti. Se andiamo a guardare i rapporti nel 600 non sono come dicono loro. Mi meraviglio come mai delle persone pagate di scienza, di conoscenza nel mondo accademico non vadano e facciano finta che questa storia non esiste. Cominciano a parlare da quando i lupi non c'erano. I lupi sono spariti poi nella seconda metà dell'Ottocento, sono estinti. È chiaro che da allora non ci sono più state predazioni, ma prima le predazioni c'erano verso non solo gli animali domestici ma anche verso le persone e i bambini in particolare. Lei ha detto giustamente che l'orso, restiamo sul campo del lupo intanto, poi parleremo dell'orso, arriva alle porte della città, e infatti, diciamo, questa è una notizia che abbiamo pubblicato proprio ieri. Il comune di San Martino Buonalbergo ha pubblicato un post sulla pagina ufficiale in cui viene detto che è stato avvistato appunto un lupo a Ferrazze, che è una frazione del comune di San Martino, e che ha attraversato un incrocio tra proprio le Ferrazze e San Martino lungo una ciclabile per poi dileguarsi e scomparire nei campi. Questo video lo abbiamo recuperato, dura qualche secondo ma è abbastanza significativo, quindi ve lo mostriamo. Fa strapaura la coda tra le gambe. Ma fa strapaura. Poverino, ma cosa ci fa qua? Attraversa. Vedete, faccio passare. Ok, i cani qua. Questo era il video amatoriale, chiaramente consigliere, che mostra la presenza del canide. Ecco, non c'è da meravigliarsi se il lupo si spinga così a valle, anche perché comunque le Ferrazze in questo caso sono uno sbocco naturale anche della Lessinia. Ma non è stato trovato a Montorio, è stato già trovato anche in pianura. Ci sono stati avvistamenti che mi sono stati segnalati nella zona del Villafranchese, San Giovanni Lupatotto e altre. Il lupo va avanti. Il lupo nel passato, ci sono cronache anche nel Medioevo dove arrivava affamato alle porte delle città di allora, e non sono solo leggende. Quindi questo timore che viene spesso detto che sono favole, è una paura quasi legata, ancestrale dell'uomo contro il lupo, è ingiustificata. Non è vero, non c'è da sottovalutare. Il lupo è un animale che, è chiaro, ha paura dell'uomo, ma quando ha fame anche gli uomini mangiano gli altri uomini. Non ricordiamo il cannibalismo c'è anche tra le popolazioni quando sono prive di cibo. Ci sono stati casi in certi conflitti di persone isolate che avevano fame, e i lupi, secondo istinto di natura, si cibano. Quindi bisogna stare molto attenti e cercare e applicare quello che è la massima latina, est modus in rebus. C'è una misura a tutto. Non possiamo pensare che il lupo possa fare quello che vuole, possa diventare il padrone, possa fare scomparire l'alpeggio, scomparire l'agricoltura. Tu non possa più aver diritto neanche a avere un animale domestico nel recinto di casa, e che poi, perché il lupo poi viene a mangiartelo. C'è un limite a tutto. Il predatore del lupo è sempre stato l'uomo, e l'uomo deve contenerne il numero dei lupi. È la natura questo. Il lupo, io non capisco perché c'è questa discriminazione. Io avevo
i miei vicini avevano degli animali a scopo affettivo, erano queste capre particolari, ci sono rimasti, i bambini erano affezionati a questi animali e non capisco perché nessuno dispiaccia che questi vengano sbranati dal lupo, viene detto è natura, non è natura per niente, il lupo, la natura è anche l'uomo che si difende dal lupo e noi non possiamo difenderci perché entriamo nel commettere un reato. Quindi io non capisco perché il cagnolino sbranato dal lupo non possa, nessuno lo difenda, si scandalizzi qua, ci scandalizza per sempre. C'è tutta una mentalità, una come si può dire, una discriminazione che nel mondo animale oggi il lupo può fare quel che vuole, gli altri animali devono soccombere perché questa è natura. Non è vero, questa è una grande baggianata, perché in natura l'uomo ha sempre contenuto il lupo nel numero e così bisogna fare, non c'è altra soluzione. È inutile io vedere questi poveri animali sbranati, sofferenti, cioè pensate alle sofferenze di queste vacche, queste vitelle o di queste pecore, di questi animali anche domestici che rimangono tutta la notte perché ti tolgono agonizzanti, ti tolgono l'intestina. Non c'è nessuna pietà, nessuno verso questi animali, perché se uno tocca il lupo o un orso diventa subito, c'è l'appello nazionale, diventa un caso nazionale. Poi se il lupo e l'orso sbrana un tuo animale domestico cui era molto affezionato, lo fa soffrire, questo non suscita, è natura nell'uno e nell'altro caso, non possiamo discriminare gli animali su questo. Noi siamo andati stamattina proprio alle Ferrazze e ci ha raggiunto il vice sindaco Mauro Gaspari, che insomma ci ha raccontato come si sono mossi a livello istituzionale in seguito a questa segnalazione. Sentiamo l'intervista. Ci troviamo proprio lungo la strada dove qualche giorno fa, addirittura qualche settimana fa, sarebbe stato avvistato questo lupo, anzi è stato avvistato, visto che c'è un video che ne comprova la presenza. Che tipo di reazione avete avuto a livello istituzionale e comunale? Ma allora diciamo innanzitutto che era da un po' che giravano voci sulla presenza di lupi nel nostro territorio, solo che finora non avevamo avuto, le prove. Questo video che abbiamo visto anche noi in questi giorni è la prova che c'è la presenza del lupo. Noi appena abbiamo visto questo video l'abbiamo segnalato alle autorità competenti, ovvero la provincia, il settore ambiente e caccia della provincia, e chiedendo un monitoraggio della zona. Hanno risposto, sono venuti a fare un sopralluogo o semplicemente per il momento hanno preso atto della vostra segnalazione? No, al momento hanno preso atto, anche perché parliamo di qualche ora fa, quindi è impensabile avere già un riscontro così preciso e netto, però siamo certi che comunque a breve si faranno sentire. I cittadini, per quanto ha avuto modo di riscontrare, sono preoccupati, hanno timore oppure per il momento sono tranquilli? Ma allora noi non abbiamo avuto reazioni particolarmente preoccupate. È ovvio che il lupo è una presenza che un po' divide, no, la cittadinanza. C'è chi magari lo vede con favore, chi invece magari chi ha allevamenti, chi ha attività con animali, che ovviamente giustamente è preoccupato. Quindi bisogna anche un po' avere un equilibrio fra queste due posizioni che comprendiamo benissimo. Diciamo che questi territori che sono ricchi di natura sono anche terreno ideale per un'esplorazione da parte del lupo, no? Sì, ma diciamo che almeno io personalmente me l'aspettavo, perché non siamo distantissimi dalla Lessinia, in linea d'aria parliamo di 20-30 km da aree che sono da anni ormai interessate dai lupi, quindi c'era da aspettarselo. Noi qua abbiamo la zona boschiva della Mosella, la zona di Marcellise, dove ci sono, è vero, campi coltivati, ma ci sono anche boschi, e quindi c'era, ripeto, da aspettarsi la presenza del lupo. Non è una sorpresa e adesso ne abbiamo la certezza. Chiaramente per il momento è un allarme contenuto, qualora dovesse ripresentarsi in maniera più costante la presenza del canide, allora bisognerà trovare delle soluzioni diverse. Ma diciamo che anche il video di un solo lupo comunque non va sottovalutato. Noi contiamo sulla collaborazione, ripeto, del servizio ambiente e caccia della provincia, che faccia un monitoraggio della zona e vedremo di momento in momento quello che succederà.
Consigliere Valdegamberi, abbiamo sentito il vice sindaco, sappiamo che anche lei a livello proprio politico, istituzionale all'interno del Consiglio regionale si è mosso attivamente per cercare di proporre anche un disegno di legge, diciamo a livello formale per trovare una soluzione. Ma il tema l'ho studiato tanti anni che abbiamo questo problema, ho cercato delle soluzioni che siano compatibili anche con la normativa comunitaria, che tra l'altro viene in questi giorni rimessa in discussione dagli stessi organismi europei. E la von der Leyen ha fatto un appello alle autorità locali e anche nazionali di ogni paese di vigilare, di contenere il numero dei lupi. La cosa che mi ha destato meraviglia è che ci facciamo sorpassare dall'Europa, mentre in Italia c'è silenzio totale sia a livello regionale che a livello nazionale. Devo ancora sentire una voce di un presidente di regione, fatto eccezione per la provincia di Trento, o di un politico, un ministro italiano del governo italiano che ponga in evidenza questo problema che sta rischiando di mettere a rischio non solo l'agricoltura, l'allevamento in montagna, la sicurezza dei cittadini, ma anche sta facendo sparire certe specie animali che erano già di per sé rare. Anche sulle Alpi è stato evidenziato che questo aspetto, perché ci vuole un riequilibrio, non può diventare il padrone quello che cancella tutto, l'uomo deve intervenire per forza. E quindi questo è un disegno di legge che ho preparato, che secondo me che bene o male va a mutuare già quello che fanno in Germania, in Austria e in altri paesi dell'Europa. Voglio ricordare che nella Svezia, il paese di Greta Thunberg, dell'ambientalismo estremo, dove c'è l'attenzione per l'ambiente, c'è un ambientalismo meno ideologico dell'Italia, perché lì si è ritenuto che 400 lupi in tutta la Svezia fossero troppi e si è deciso di abbatterli, portarli al numero di 200, e nessuno ha battuto ciglia. In Italia sono intorno a 7000 e guai a toccarne uno. Ecco, questa è la differenza di una concezione di un ambiente, di un ecosistema che è equilibrio, non è far sparire i lupi, è tenerli contenuti in un numero accettabile e compatibile con ciascun contesto ambientale. E tra l'altro questo suo messaggio lo ha ribadito in maniera provocatoria, come è un po' nel suo stile, anche a metà agosto. Vediamo sempre dal sito veronadaily.it, Valdegamberi dice, insomma, per il granchio blu si mobilita il mondo, e il lupo insomma era tornato a metà agosto a parlare chiaramente di questo aspetto. Sappiamo che anche il presidente Zaia insomma ha fatto una conferenza su questo diciamo neanche parassita, non è un parassita chiaramente, però lo possiamo considerare un parassita delle acque che sta rovinando anche quel microclima e quell'ambiente. Però giustamente qui vediamo che nel frattempo anche il granchio è diventato anche un tortellino grazie a un'azienda veneta, però dicevamo insomma provocatoriamente ha giocato su questa cosa, insomma. Sì, perché vedo che quando ci sono problemi in altre situazioni sembra che non capisco questa divinizzazione del lupo intoccabile, neanche parlarne in regione. No, ma non parliamo, però perdiamo voti, io voglio vedere quando arriveranno qui in città che i problemi che sta creando già ora. Io non so, la politica non deve seguire la pancia, il consenso, deve seguire il buon senso, l'equilibrio. Io credo che sia di buon senso contenere il numero dei lupi, punto. Non c'è da farli sparire, da farli estinguere, anzi c'è da conservarli, però entro un certo numero, e l'uomo deve fare questo. Una volta che si elimina questo principio si esce dal buon senso e si creano problemi al tutto l'ecosistema e all'ambiente stesso, perché l'abbandono della montagna significherà poi degrado dell'ambiente stesso, quindi sono questioni proprie di un ecologismo avanzato, di una cultura avanzata, tant'è che nel nord Europa la pensano diversamente che da noi, si comportano in maniera diversa. Noi, questo nostro pietismo qua a senso unico non va bene, e quindi il fatto di non parlarne è perché si sa, c'è così l'idea che parlare di contenere i lupi mi tiro contro il mondo intero e innesco un vespaio, quindi perdo consenso. Io credo che i cittadini, il compito della politica è educare, spiegare le cose, far crescere la coscienza dei cittadini, la consapevolezza che ci vuole un equilibrio, est modus in rebus, come dicevano i latini. Una posizione diversa dalla sua è quella di Chiara Tosi di Lipu, coordinatrice nazionale, ora con un ruolo anche nazionale. Qualche tempo fa lo avevamo intervistata, e andiamo quindi a risentire questo suo spezzone in cui parla anche di lei, Valdegamberi, cita il ministro Costa, e andiamo a riascoltarcela.
La questione del lupo, che sappiamo che è una questione di non semplice soluzione, la convivenza tra gli agricoltori, gli abitanti della montagna e la presenza di questo animale che è tornato dopo un'assenza di qualche decennio, ecco, sta creando qualche difficoltà, però appunto voi avete sempre detto che la convivenza è possibile e può essere gestita. Ma certo, si parla di convivenza pacifica. È chiaro anche in questo caso che gli interessi sono contrapposti e la richiesta di colui che abita, degli allevatori in Lessinia, nel parco della Lessinia, è più che legittima, perché il loro mestiere, sono nati lì e devono essere tutelati. Ma è altrettanto vero che il lupo, tra l'altro sfatiamo questo luogo comune, non è stato introdotto da nessuno, men che meno dagli ambientalisti. È tornato perché ha visto che la Lessinia poteva essere un territorio di espressione, un luogo in cui poteva stare bene, e quindi ha valorizzato, e prendiamo atto di questo, perché poi il lupo è una figura fondamentale quando parliamo di biodiversità. Diciamo che il tema del lupo è stato così significativo che è stato approvato anche qui una concertazione vera e propria, quindi un lavoro straordinario all'epoca dal ministro Costa, il ministro dell'ambiente Costa, il quale diede vita al piano del lupo. Il piano del lupo prevede tutta una serie di accorgimenti, di strumenti a favore degli allevatori. Le reti metalliche, elettrizzate, i cani e tutta una serie anche di aiuti economici, addirittura delle forme per andare a valorizzare del denaro che viene dato a degli allevatori virtuosi. Per cui mettiamoci anche lì a un tavolo e capiamo che appunto siamo di fronte a situazioni che possono anche entrare in conflitto, ma esiste una soluzione nell'interesse di tutti. E questa visione è coerente perché sempre dal sito veronadaily.it noi abbiamo recuperato una sua intervista da remoto realizzata il 15 febbraio 2021 e già al tempo lei dichiarava appunto lavorare perché la convivenza tra uomo e lupo sia possibile, quindi questo è l'impegno che c'è sempre stato anche da parte di Lipu Veneto, e sappiamo che avete trovato anche diciamo dei punti di incontro con il consigliere regionale Stefano Valdegamberi, che storicamente ha sempre difeso un po' la visione e la posizione degli agricoltori della montagna, ma che comunque appunto sul piano dialettico della comunicazione si è confrontato con voi e tutto sommato si cerca di trovare, come diceva, una sorta di compromesso. Diremo che Stefano Valdegamberi addirittura, ma tra l'altro sono latenti questi disegni di legge, ha presentato dei progetti di legge per l'eliminazione del lupo, perché queste sono le sue posizioni. Certo. Ovviamente io sono molto preoccupata, nel senso che temo, perché poi normalmente questi disegni, questi progetti passano a Ferragosto, il giorno di Natale, quando anche noi ci riposiamo. Certo. Un po'. E quindi sono preoccupata del fatto che venga ridiscussa e possa passare una legge di questo tipo, che non è accettabile, perché il lupo non si tocca, perché altrimenti passa il principio per cui ogni creatura che ci dà fastidio noi la dobbiamo eliminare. È proprio un fatto culturale, anche a prescindere dalla mia posizione di ambientalista. Certo, c'è stato un incontro a Valeggio sul Mincio circa 2 mesi fa, un dibattito molto acceso, ci sono stati anche dei momenti abbastanza forti, chiaro. Perché erano presenti gli allevatori che evidentemente sentono il tema in maniera più forte, e lo comprendiamo, però poi c'è stata una stretta di mano, nel senso che si è capito che anche con conviene il consigliere, a tutti insomma cercare di trovare un compromesso, perché sicuramente. Torniamo in studio, consigliere. Allora, abbiamo sentito Chiara Tosi parla di provvedimenti che il ministro Costa aveva assunto per contenere la minaccia del lupo. Ha parlato anche dei suoi provvedimenti insomma in sede consigliare. Ecco, è una visione in qualche modo utopica, o questa convivenza di cui si parla, tutti dicono da quel punto di vista che è possibile? Le abbiamo già sperimentate le misure di prevenzione, le recinzioni. Guardate che quello che è salito ad aggredire gli animali vicino a casa mia ha superato una rete di 2 metri, quindi cosa licentiamo? La Lessinia con una grande rete, ci sono dei cani, qualcuno parla anche dei cani maremmani, vero,
maremani difendono il gregge, ma a parte il fatto che non possiamo mettere un maremmano per famiglia perché per difendere anche i nostri figli, dobbiamo mettere un maremmano, che i maremmani poi sono anche rischiosi. Abbiamo visto alcuni episodi in cui hanno aggredito le persone. Se tu vai in Lessinia c'è un gregge e ci sono i maremmani lì attorno e malauguratamente invadi questo suo territorio, rischi che il maremmano ti azzanna a te. È successo già più volte, quindi io conosco anche di allevatori che vorrebbero mettere in preda i maremmani ma non si fidano, perché poi dicono: di cosa devo assicurarmi, poi rischio di più, è meglio che sopporti l'uccisione delle pecore piuttosto che trovarmi una causa in tribunale perché il mio maremmano ha sbranato qualcuno che andava a passeggio. Quindi ci vuole, come sempre, questione di misura. Non ci sono in Italia c'è un dogma che non è mai stato messo in discussione. L'articolo 16 della direttiva europea Habitat parla della possibilità già a normativa esistente, anche che tendono quindi anche cambiarla dando più possibilità, però già ora c'è la possibilità, dove ci sono danni ripetuti eccetera, a contenere il numero dei lupi. È previsto, mai una volta in Italia è stata attuata per colpa, e questo piano lupo, che dovrebbe cercare di creare le condizioni per poter attuare anche nei casi dove le predazioni diventano eccessive, dei contenimenti, non sono mai stati previsti. Qualora li hanno introdotto solo il tentativo di contenerlo proprio come estrema razza, dopo aver fatto una serie di condizioni impossibili, quindi l'hanno reso anche impossibile, ancora è stato dai media nazionali attaccato questo tentativo e per cercare di bloccarlo. Quindi da noi il lupo deve ha sempre ragione, gli altri hanno sempre torto. Questa è la filosofia italiana, la filosofia che anche della TOSI, tante associazioni ambientaliste, e io dico che mentre si basta andare 100 km più a nord, andare già da Bolzano in su, vediamo che l'idea è quella invece di una visione dell'ambiente come ecosistema, come equilibrio, dove quando una specie diventa eccessiva in rapporto alla capacità di un territorio, va ridotta di numero per il bene stesso della specie stessa anche. E questa è una regola che di buona condotta anche della fauna, anche selvatica, che viene adottata in tutti i paesi cosiddetti civili del centro-nord Europa, mentre quelli che si ritengono più civili degli altri rischiano di essere i più incivili, di fare un danno anche all'ambiente stesso. Siamo verso la fine di questa chiacchierata. Non c'è solo il lupo, vediamo qui un articolo del 6 settembre, quindi di un paio di giorni fa. Sarebbero stati avvistati, lo usiamo in condizionale perché non ci sono video che provano questa cosa, ma comunque un orso e il suo cucciolo a Cazzano di Tramigna. La polizia provinciale è stata avvisata e ovviamente sta indagando per vedere se effettivamente è una situazione e un fatto realmente accaduto, oppure frutto anche di un depistaggio. L'orso sarebbe passato proprio da Cazzano di Tramigna, circa l'avvistamento appunto identificato dall'uomo come un orso accompagnato da un cucciolo. Ci sarebbero 2 impronte a dar manforte a questa tesi e a un primo esame risulterebbero compatibili con quelle appunto di questo animale. Si è espresso anche il presidente della provincia di Verona, Flavio Pasini, che dice: i nostri agenti sono sul posto, continueremo a monitorare l'area per tentare di verificare o escludere con certezza la presenza o il passaggio dell'orso. Ecco, non bastava il lupo, adesso c'è anche l'orso. Anche questo insomma è un... Sì, io pensavo alla zona dove è stato probabilmente rinvenuto, non lo so, però è una zona che semmai scende da nord, scende dal dorsale, dai boscagli che sono attorno al monte Belocca, nella zona del comune di Tragnago, che è con termine con queste boscaglie qua, quelle del mio paese, quindi può darsi poi si è sceso magari lungo la dorsale che da Campofontana va verso la pianura, e credo che non è passato l'orso inosservato dalle città, dai paesi, quindi potrebbe essere anche possibile, anche se francamente non abbiamo avuto nessun avvistamento nella parte più a nord, neanche da parte anche di cacciatori che di solito fanno i censimenti di notte, vanno a vedere la fauna eccetera. Non ho mai, nelle fototrappole non ho mai rilevato nessun orso. Molti animali, la fauna selvatica, mi hanno detto proprio l'altro giorno, non è mai stata così abbondante nella storia come negli ultimi tempi. Ci sono branchi di animali di ogni tipo, forse anche eccessivi perché poi possono portare anche malattie, però di orsi non ne hanno mai avvistato uno finora. In Trentino, appunto, in seguito anche all'aggressione
l'uccisione tra l'altro di Andrea Papi, un giovane di 26 anni appassionato di corsa in montagna, il presidente della provincia di Trento Maurizio Fugatti aveva da subito annunciato la cattura e l'abbattimento dell'animale e poi aveva annunciato anche attraverso la giunta provinciale una modifica per avere maggiori poteri decisionali riguardo l'uccisione degli orsi bruni considerati problematici, e avevano proposto tramite l'assessora provinciale Giulia Zanotelli anche una modifica alla legge provinciale del 2018 sui grandi carnivori. Ecco, anche qui la politica è il lavoro per cercare quel compromesso che garantirebbe, insomma, da una parte l'esistenza di questi animali, dall'altra chiaramente la sicurezza e l'incolumità. Sì, ma poi c'è molta incoerenza da parte dei cittadini, perché ho visto tutto il polverone sollevato contro Fugatti, contro la comunità della Val di Sole, eccetera. Guardate che io conosco una persona, un mio cittadino, che è del mio paese, è andato a lavorare e a vivere in quelle zone lì, fatalità, e lui dice: guarda, tutti quei ben pensanti di ambientalisti, animalisti, che sono stati prima a dar disdetta a non venire più lì a fare le vacanze, non vengono, gli alberghi non vengono, non si frequentano più perché hanno paura a girare nei boschi. Quindi bisogna essere anche un po' coerenti, visto che quelle persone lì che dicono io voglio l'orso, tu devi essere il primo che poi le tue vacanze te le fai insieme all'orso. E questa potrebbe essere, insomma, il titolo anche di un film, Vacanza con l'orso. ci ridiamo sopra, chiaramente, consigliere Valdegamberi, per cercare di sdrammatizzare comunque una situazione che non è di facile risoluzione. Ricordo ancora il sondaggio di oggi, quindi lo vediamo: lupi e orsi, la convivenza con l'uomo è possibile? Sì, si devono trovare compromessi, no, bisogna limitare gli animali selvatici. Votate fino a mezzanotte, poi domani vedremo come sarà andata. Noi la ringraziamo, consigliere Valdegamberi, per essere tornato a trovarci. Grazie a voi per l'opportunità di esprimere il mio pensiero. Assolutamente, è giusto, noi diamo spazio a tutti e sappiamo quanto ci tenga anche in particolare a questo argomento, soprattutto per quanto riguarda la difesa degli allevatori e degli agricoltori della montagna. Che ripeto, oggi non è più solo quello il tema, oggi è la sicurezza dei cittadini, perché sapere, francamente, anche i miei figli che vanno spesso a correre la sera eccetera non si arrischiano più. Ho detto: andate via in due, non uno da solo, andare a camminare per i boschi tranquilli, per funghi come si andava una volta, o per passeggiare non è più così tranquillo oggi, perché i rischi sono aumentati parecchio. Grazie allora al consigliere Stefano Valdegamberi, consigliere del gruppo misto in Regione Veneto. Squadra che vince termina qui, noi ci vediamo lunedì alla solita ora, parleremo di infrastrutture, di cantieri, in particolare di Filobus.